e organizzativa. Partiamo. Aspettiamo 5 secondi allora. Sì, sono le campane. Attaccato. Dove stai seduta? È scappata. No, si sente, si sente. Subito la Susan. Quindi inizio, allora parto. Partiamo, sì. Buonasera, un saluto cordiale al pubblico che è qui oggi con noi, al pubblico che ci segue anche da remoto grazie al collegamento YouTube. È sempre una gioia avere qua questi incontri in questo splendido ambiente. In questi giorni c'è anche questa bella mostra sulla cultura bizantina, che è quindi uno dei nostri core business, per dirla in italiano moderno e in inglese, della Biblioteca Marciana, ma soprattutto oggi è un bellissimo giorno perché festeggiamo col Venice Imperial Fund, che ringraziamo tantissimo per la sua grande attività, il suo grande sostegno qua a Venezia a favore della Biblioteca Marciana. Festeggiamo appunto il restauro del globo terrestre di Vincenzo Coronelli, che poi sarà possibile vedere di là nel vestibolo. È appunto un bellissimo momento perché è anche il segno di una fruttuosa e bella collaborazione tra la Biblioteca Marciana e il Venice Imperial Fund, che ci tengo a ringraziare di nuovo tantissimo perché davvero è una bellissima collaborazione, molto fruttuosa e davvero che speriamo anche che prosegua per il futuro poi, e possiamo già annunciare che proseguirà l'anno prossimo, siamo ormai alla chiusura dell'anno, con il restauro di un altro importante bene del patrimonio culturale della Marciana, cioè un torchio che ci richiama anche al passato dell'edificio che attualmente ospita la Biblioteca Marciana, cioè la zecca, perché è appunto un torchio monetario, o meglio per fare medaglie. E il Venice Imperial Fund ha generosamente consentito a contribuire appunto al restauro di questo torchio. E quindi in futuro poi sarà possibile vedere sia il restauro e poi alla fine anche il torchio completamente restaurato. Quindi di nuovo un grande grazie al Venice Imperial Fund, un grande grazie anche prima di tutto alla dottoressa Pugliese della Biblioteca Marciana, che è l'anima di questa collaborazione col Venice Imperial Fund come Dipartimento Restauro e Conservazione. Un grande grazie al Dipartimento Tecnico della Biblioteca, Loris Ghion, la dottoressa Venturelli. Un grande grazie anche al centro di Amburgo, al centro per gli studi di cultura manoscritta, che appunto sarà qui con noi anche oggi, e naturalmente alla restauratrice Letizia Satto. E adesso non mi resta che cedere la parola alla dottoressa Pugliese, che condurrà l'incontro, e dopo via via ascolteremo anche gli altri partecipanti. Grazie ancora. Benvenuti a tutti di nuovo. Io cedo subito la parola a Susan Stier, responsabile per Venezia di Venice Imperial. Grazie direttore, grazie Silvia. Allora, buonasera a tutti. Io sono Susan Stier, responsabile del Venice Imperial Fund. E mi fa molto piacere vedervi stasera. Mi scuso direttamente con le persone presenti perché siccome c'è anche la visione in diretta con YouTube, io faccio la mia presentazione in inglese, però ci saranno le didascalie in italiano, quindi spero che tutti possano seguire senza difficoltà. E io dovrei
indicare in inglese con molta concisione i spunti che dopo vengono approfonditi dagli esperti. Grazie Davide. So very, very good evening. Thank you so much for joining us. A few words just about Venice in Peril Fund. Some of you may be friends of ours from a very long way back. Some of you may have heard of us more recently. So Venice in Peril was founded just after the disaster of 1966, thanks to the appeal on behalf of Venice, on behalf of the Italian state. And this was initially the British response to the floods. And we were founded by the former ambassador, Sir Ashley Clark and Lady Clark. And our first chairman was John Julius Norwich. We have worked in partnership with the authorities and with the Italian institutions to realize over 80 projects over the last nearly 60 years, including some very, very familiar monuments, Porta della Carta, Logetta, very close to here. And our projects have been both large and well-known sites, entire churches in the case of San Nicolò dei Mendicoli, as well as the Madonna dell'Orto, as well as, of course, more famous sites, but also single objects, manuscripts, and indeed now globes. But we also support training. Thank you. We also support training and research, both here in Venice, but we also have supported the Venice Paintings Lab off and on for the last 60 years, and currently have in place a fellowship supporting the really interesting research of Dr. Rosa Costatini, as well as supporting trainees in stone and art conservation. So some of our very recent projects, one or two things that may be really very familiar to you. For instance, the magnificent monument in the Basilica of the Frari, which celebrates the life of the great neoclassical sculptor Canova, which was in a situation of some great distress and required almost entire rebuilding, having suffered from the corrosive effects of saline damp. And this project concluded in 2022 in October, in time to be celebrated, in fact, on the bicentenary of Canova's death. Another project in the very same place was the magnificent late Baroque altar of the relics from Francesco Cabianca, which suffered a similar plight. And in fact, you can see on the slide here how the internal metalwork in some cases had crumbled virtually to crumbs. And the altar now is truly resplendent. A very recent project concerned this work by Canova, a magnificent beast, a horse which is a full-size, well actually 4 times full-size gesso, which was a preparatory model for a major monument destined for Naples. And this was once the centerpiece of the museum in Bassano, together with its pair. Now I'm sorry to say its pair was destroyed in the Second World War during a bombing raid. And then in 1969, this magnificent creature was sawn into pieces in a period where perhaps it was perceived as a major encumbrance in the museum.
It has now been restored and is currently the centerpiece of a major exhibition in Milan, Eterno e Visione. This was a project done in collaboration with Banca Intesa, and we are extremely proud of the results of the team of Giordano Passarella. But as I said, we've also turned our attentions to some smaller projects, which nonetheless have proved absolutely fascinating. Our first encounter with the extraordinary figure of Vincenzo Coronelli was in the case of a celestial globe, which actually belongs to the Museo Correr and is just a few meters away from us here. And this was a project which was undertaken in Florence, actually, in 22 and 23. Now, the figure of Vincenzo Coronelli is an extraordinary one. He came from very humble beginnings, but rose to really rather great things. So, a Venetian who joins the Franciscan Church at a young age and becomes a mathematical practitioner and has an extraordinary interest in cartography and cosmography. Long story short, he becomes a leading figure in this field and organizes a workshop, not necessarily producing the objects directly himself, but organizes a workshop to create maps and globes. He famously organized the production of a pair of truly magnificent globes for the King of France. And you will hear more from Silvia Pugliese about the achievements of this very unusual figure, who very often included himself in his works, as you can see, for instance, here, just peeping out. So we're extremely proud, we're absolutely delighted to celebrate this evening the 1689 terrestrial globe, which, differently from the one I mentioned earlier, was not a production piece made for a wider market, but instead was a piece made for presentation with its celestial pair to none other than the Republic of Venice during the reign of that great Doge Francesco Morosini. So this was a particularly special and luxurious object, and no doubt every care was taken. It includes iconography, symbolism relating to the state of Venice, as well as his great patron, Cardinal d'Este, and naturally to Doge Francesco Morosini. Now, you can lose yourself in this world, a world to be discovered. Tiny, tiny, extraordinary details that take you to far off lands that could have only been imagined for most of the people gazing at this globe. You see foreign customs, you see exotic creatures, flora and fauna, and geographical features. And there are also little notes which tell us about how the world is gradually being revealed to travelers. Now, this intervention was urgent. It comes after 70 years of the globe not having had any attention, and there were various items which needed, various aspects that needed to be addressed. And we will hear directly from Letizia Sato, who together with her marvelous team worked so carefully, so judiciously under the direction of Silvia Pugliese to deliver truly spectacular but also very careful results to ensure that this globe is protected for the future. Now, the techniques that were used include, as we'll hear later, really avant-garde diagnostics, but also innovative approaches to the intervention itself, together with some more traditional, long-proven approaches, which had a particularly fishy odour in one case, which no doubt we'll hear more about.
And just as the director kindly said, we are looking forward to continuing our partnership with the wonderful institution that is the Marciana, with this next project on this extraordinary piece which comes down to us from the middle of the 18th century and which speaks to the original use of the building, now of course, the reading room of the Marciana Library, but which was originally the State Mint of the Republic of Venice, or the Zecca. So it doesn't necessarily photograph well, but it will be a magnificent piece, and we're looking forward to watching that restoration unfold. So finally, I'd just like to give really heartfelt thanks to director Stefano Trovato and Silvia Pugliese for your extraordinary competencies and your vision. Thank you so much for welcoming our guests on many occasions. We really, really appreciate that, and that's what really encourages our supporters to continue investing in these projects. A special thank you, of course, to Dr. Letizia Sato, who did the most spectacular job, together with Laura Riato, Giulia Barbaro, and Valeria Pretto. And you see them photographed here, who have worked with such dedication and given such a quality approach to this extraordinary project. And finally, I'd say thank you to all our supporters, both here in Venice and afar. Thank you so much. Aiuto. Bene, grazie Susan per l'intervento. È stato un piacere in primis per noi chiaramente avviare questa collaborazione dal punto di vista istituzionale ma anche umano. Ci siamo trovati veramente molto bene e è stato un piacere anche accogliere gli ospiti di Venice Imperial durante le visite. Allora, mi sposto di qua, forse è meglio, vero? Vuoi venire qui, così mi fai compagnia? Perfetto, grazie. Puoi venire anche tu. Sì, qua. Allora, comincio subito. Farò una breve presentazione che inquadra l'oggetto appunto di questo restauro e inquadra anche l'autore e le modalità di esecuzione. Alla fine della nostra presentazione potremo vedere un'opera strettamente collegata a Coronelli, che è stata ritrovata in tempi recentissimi in biblioteca e perfettamente in tempo per questa occasione, per questa conferenza. Ne parlerò alla fine. Perfetto, allora nel 1681-1683 Coronelli è impegnato a Parigi per costruire i due globi di dimensioni, si può dire gigantesche, 3,80 m di diametro, per il re Luigi XIV. Il committente è il cardinale d'Estrées. Questi globi sono diversi da quelli che abbiamo qui, nel senso che sono globi manoscritti, sono conservati adesso nel sito della Biblioteca Nazionale di Francia, nel sito non storico ma nel nuovo sito costruito che si chiama François Mitterrand. Chi ha occasione di andare a Parigi suggerisco caldamente di andare a vederli perché sono degli oggetti meravigliosi, chiaramente realizzati con materiali lussuosissimi e chiamando i migliori artisti disponibili all'epoca. Nel 1684 Coronelli rientra a Venezia e, mi metto gli occhiali, allestisce un laboratorio ai frari. Essendo lui francescano, occupa una piccola zona nel terzo chiostro del convento dei frari e inizia dal 1686 a preparare i famosi globi da 108 cm di diametro a stampa, insieme ad altri materiali cartografici di cui ha parlato prima Susan Steer.
Noi abbiamo la fortuna di avere una grandissima documentazione disponibile su Coronelli e sul suo modo di lavorare, poiché negli anni 50 sono emersi durante il restauro di un globo conservato alla Biblioteca Antoniana di Padova una massa di documenti contabili soprattutto che egli utilizzò per costruire la sfera stessa. E quindi da questi documenti, oltre che a documenti conservati in archivio di Stato come lettere, atti notarili, eccetera, eccetera, riusciamo a ricostruire molto bene la metodologia di lavoro di Coronelli, cosa che non è scontata per altri artisti e per altre opere. Sappiamo per esempio i nomi dei carpentieri che lavorarono al piedistallo e alla costruzione della sfera. Come vedremo dopo, la sfera ha una struttura quasi ingegneristica e le sfere di Coronelli erano particolarmente note perché potevano essere girate con il tocco di un dito, quindi erano perfettamente bilanciate e in grado di ruotare con molta facilità. Quindi abbiamo appunto questi nomi che sono Menego, Pietro, il maestro Iseppo. Sappiamo che è il progettista del piedistallo di legno, Tommaso Giusti, un giovane architetto veneziano allievo di Baldassare Longhena, e sappiamo anche il nome di almeno un incisore che lavorò alle parti figurative del globo terrestre, Filippo Kilian di Augusta. In particolare gli si riconosce l'autorità del cartiglio di dedica che vedremo tra poco. Per quanto riguarda invece i fusi del globo celeste, che sono già stati restaurati nel 2018 tramite Art Bonus con la sponsorizzazione di Cassamarca, una banca di credito cooperativo, il globo celeste marciano ha una storia tutta sua, nel senso che, essendo questa coppia la prima coppia di globi che Coronelli realizza a Venezia a stampa, decide di affidarsi per l'incisione dei fusi del globo celeste, che hanno un apparato figurativo estremamente importante, diciamo fondamentale, decide di affidarsi a un incisore francese, l'incisore reale Jean-Baptiste Nolin. E quindi il nostro globo celeste ha una storia diciamo tutta sua. Qui ci concentriamo sul globo terrestre, che viene invece realizzato interamente, quindi dalle lastre in rame alla stampa, all'assemblaggio della sfera e alla costruzione del piedistallo, viene interamente realizzato a Venezia. Coronelli mette in atto un sistema di marketing estremamente intelligente, cioè praticamente lui crea un sistema di sottoscrizione tramite l'Accademia Cosmografica degli Argonauti, fondata un paio d'anni prima, che raduna appassionati appunto di cosmografia dell'epoca che prenotano in anticipo i globi. In questo modo Coronelli può raccogliere le sottoscrizioni e iniziare la produzione dei globi. I centri in cui si raccoglievano le sottoscrizioni erano chiaramente Venezia, dopodiché Roma e Parigi. Alla fine del 1688, quindi quando sta ultimando ormai la prima coppia di globi, i soci iscritti sono 294. Coronelli è anche un abile pubblicitario, in quanto inserisce la lista degli Argonauti, il catalogo degli Argonauti, quindi di questi nobili essenzialmente veneziani o stranieri o romani, inserisce questa lista in appendice a una sua operetta, l'Isola di Rodi, e quindi noi possiamo vedere chi fossero i patrizi veneziani che avevano acconsentito e che avevano prenotato una coppia di globi. Conosciamo anche i prezzi. Per i prenotati 504 lire veneziane per la coppia di globi già montati sui piedistalli, per i non prenotati 1000 lire, quindi questo era un grande incentivo per far sì che le persone prenotassero in anticipo. Se invece si voleva solo il globo terrestre montato, il costo era di 341 lire e 6 soldi. Il globo celeste invece, per le ragioni che non sto a spiegare, appunto che portano Coronelli a prima affidarsi a Nolin e poi a incidere in proprio le lastre del globo, verrà prodotto molto più tardi. Solo all'inizio del 1692 si potrà avere anche il globo celeste che completa la coppia. La vendita viene affidata al librario Domenico Padovani, che è titolare della libreria della geografia, appunto come dice il nome, al Ponte di Rialto. Dopo alcuni anni i due litigano, però diciamo che lui struttura molto bene il sistema di vendita in maniera abbastanza innovativa. Quindi il 1 febbraio del 1689 Coronelli dona alla Repubblica di Venezia la coppia di globi che vediamo in antisala, celeste con i fusi
realizzati da Jean-Baptiste Nolin, e terrestre realizzato interamente ai Frari. Li vediamo in questa immagine nelle vetrine che abbiamo fatto negli ultimi anni, che sono molto valide dal punto di vista conservativo, nel senso che permettono di avere un'atmosfera più o meno sigillata, una luce autonoma all'interno calibrabile e permettono anche una visione completa dell'opera in sicurezza. Eccoci qua. La Marciana ha una collezione di globi, non ci limitiamo a quelli di Coronelli. In questa immagine che risale agli anni '80 vediamo il salone in cui siamo adesso con i globi di Coronelli e i globi di Blau. I globi di Blau corrispondono a quello che era disponibile sul mercato al momento in cui Coronelli fa i globi da 108 cm di diametro, e ci fanno rendere conto di quanto fosse importante la novità che lui propone in campo cartografico, nel senso che per tutto il 500 e 600 erano disponibili i globi, ma il diametro massimo raggiunto all'epoca era di 68 cm, lui arriva a 108, quindi realizzando due oggetti compiutamente monumentali. Allora, qui vediamo la parte, diciamo, commemorativa dei globi, del globo terrestre in particolare, quindi la rappresentazione in allegoria di Venezia, di cui ci ha parlato Susan prima, con in basso, in un ovale nascosto da un drappo, l'autoritratto di Coronelli, e la salutatoria al cardinale d'Estrées, che era stato il suo primo mecenate, e in particolare vediamo qui che questa salutatoria era strutturata in modo tale che venivano lasciati vuoti due ovali, uno per il ritratto e uno per lo stemma, che potevano essere riempiti di volta in volta con il mecenate che avesse comprato il globo, oppure con i ritratti del cardinale stesso e del suo stemma. Nel nostro caso, visto che il globo è dedicato al doge Francesco Morosini, c'è il ritratto del doge e il suo stemma. Morosini viene eletto doge nella primavera dell'88, e una cosa interessante che sottolineo è che quando Coronelli dona i suoi globi, Morosini in realtà è ancora in Grecia, Morosini è peloponnesiaco, quindi lui sta ancora conducendo la sua campagna nella Morea e nel Peloponneso. Vedrà i globi che gli sono stati appunto dedicati molto tempo dopo, quando rientra a Venezia. In altre copie ci sono appunto altri ritratti e altri stemmi, oppure vengono lasciati vuoti i due spazi. I globi marciani hanno, oltre appunto a questa dedica particolare, altri dettagli che li rendono unici nel panorama di globi di Coronelli, che, ricordiamolo, sono presenti in moltissime istituzioni, come appunto il Museo Correr, che appunto è qui a fianco a noi. Essendo questa una copia di presentazione, quindi che Coronelli regala alla Repubblica, la arricchisce di dettagli particolarmente lussuosi, che sono delle strisce sottilissime di carta graduate con oro alternato a blu-verde, che sottolineano i meridiani e i paralleli principali e il ciclo dell'ellittica, una serie di chiodini molto minuti che vengono posti su tutti i luoghi principali, delle stelle, o meglio dei chiodini a forma di stella in corrispondenza di punti particolari, come per esempio la Rosa dei Venti. Ecco qua. E un'altra caratteristica che è emersa durante il restauro è che anche il globo terrestre di Coronelli, la copia marciana, rappresenta in un certo senso un prototipo, nel senso che lui probabilmente nel processo di accreditarsi presso la Repubblica e far vedere di cosa era capace, non completa le incisioni, quindi abbiamo trovato alcune, pochissime in realtà, però ci sono alcuni dettagli che sono stati scritti direttamente a inchiostro sul globo. Quindi vediamo a sinistra un globo, un fuso che è raccolto nel libro dei globi, più o meno databile intorno al 1705, in cui c'è una scritta su Lima di fianco alle coste del Perù a stampa, e vediamo invece che nel nostro globo questa scritta Coronelli non l'aveva ancora incisa e quindi la aggiunge in forma manoscritta. Non va più avanti, eccoci qua.
Per quanto riguarda invece la struttura interna dei globi, ci siamo appoggiati a quanto fatto per il globo celeste. Nel 2018 abbiamo invitato un'equipe dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna a fare una tomografia computerizzata, cioè una scansione raggi X del globo per vedere la struttura interna come fosse e soprattutto in che condizioni fosse. Vediamo qui appunto il gruppo di lavoro che arriva a Venezia, tra l'altro era dicembre come adesso anche allora, e vediamo qui il risultato dell'interno, appunto si capisce come è fatto dentro il globo. C'è una trave centrale con delle coppie ortogonali di assicelle che vanno chiaramente decrescendo dal centro verso i due poli e una struttura che richiama quella di una botte. Quindi capite perché i carpentieri fossero molto importanti e ci fossero dei pagamenti a loro carico. Qui si vede alcuni dettagli. Allora, la trave centrale che ha 5 cm di diametro, le calotte di legno messe al polo nord e al polo sud e queste sottili lamine di legno che ricoprivano questo scheletro, questa sorta di scheletro. Qui c'è ho qualche difficoltà, ecco qua. Qui c'è una radiografia generale, quindi si vede appunto la trave centrale, degli anelli orizzontali che chiudono questa botte pian piano verso i due poli. Ai due poli in questa trave sono infissi due perni di metallo molto grossi, che saranno quelli che poi reggeranno il circolo del meridiano di ottone. Questi perni infissi dentro la trave vengono poi messi in sicurezza da dei giri di filo di metallo avvolto intorno alla trave, perché nel caso in cui appunto mettere il perno avesse causato delle fratture alla trave, la trave rimaneva tutta unita. Oltre a questo, la radiografia ha rilevato la presenza di centinaia, se non migliaia, di piccoli chiodi che fissano tutto il centinato della botte, diciamo della struttura botte, la fissano su questa struttura centrale. Per quanto riguarda invece i colori, abbiamo una fonte di Coronelli stesso, un volumetto, l'Epitome cosmografica del 1693, in cui lui nel dettaglio spiega come costruisce i globi, quindi che colori usa, che vernici, che strutture poteva avere, perché potevano esserci vari modelli di struttura interna, e inoltre che colori può usare. Qui vi ho messo un esempio per il rosso. Notiamo che per il globo terrestre la parte a colore è molto limitata rispetto al globo celeste. Nel terzo intervento vedremo anche cosa hanno portato le analisi fatte sui colori del terrestre. Ci sono state delle sorprese interessanti. Concludo con l'ultimo capitolo della storia del nostro globo terrestre, cioè l'intervento di restauro di Carlo Orlandini, restauratore di dipinti veneziano, che avviene nel 1952. Nell'archivio della biblioteca conserviamo, per nostra grande fortuna, quindi questo globo diciamo che ha varie dimensioni diciamo di fortuna, sia dal punto di vista documentario per Coronelli che per noi come biblioteca. Abbiamo ritrovato il preventivo dell'Orlandini, che è un preventivo, adesso ve lo leggo brevemente, piuttosto preoccupante, nel senso che lui propone una serie di interventi molto drastici. Provvedere al distacco di circa metà dei fusi cartacei per poter togliere il fondo in gesso che è marcito e si stacca. Rinforzare ed asciugare la cartapesta che serve di letto al gesso. Rimettere il gesso calcolando lo spessore in modo che la sfera sia perfetta ed equilibrata. Ricordo che oltre alla struttura a botte che ho descritto prima c'era uno strato in gesso, c'era una tela che rivestiva, la tela sulla botte, uno strato in gesso, uno strato di sacrificio di carta, quindi carta che poteva essere anche stampata come abbiamo trovato, che rendeva perfettamente liscio il globo, dopodiché venivano applicati gli spicchi dei fusi incisi. Bisognerà riparare il mobile di sostegno essendo tarlato e sfondato, ricollocare i fusi staccati, pulire il globo al completo dallo sporco, del quale ve ne sono parecchi strati, togliere la vecchia vernice nei pezzi ove è rimasta e che attualmente ha una tinta gialla. Questa era l'ultima fase di esecuzione, cioè verniciare i globi. Ritoccare le strisce e i pezzi mancanti in modo conservativo. Il globo dovrà quindi essere lucidato e regolato nei suoi perni in modo da poter girare nel suo asse senza difficoltà. Rimettere le parti metalliche che sono da fissare, eccetera, eccetera.
La cosa più interessante dell'Orlandini, che esegue il suo restauro secondo le modalità tipiche degli anni 50, quindi non bisogna, come dire, colpevolizzare quanto lui ha fatto, ma è stata il fatto, la cosa più interessante è che lui ha deciso di non allora, a parte che ha deciso di non fare tutto quello che ha preventivato, perché non ha staccato i fusi. Questo spesso può avvenire, che un restauratore nel preventivo, come dire, calca la mano su cosa c'è bisogno di fare. Comunque la direttrice della biblioteca all'epoca ottenne le 100.000 lire richieste dal ministero come finanziamento, quindi è stato efficace questa presentazione drammatica della situazione. Comunque, dicevo, la cosa interessante che fa l'Orlandini è che non rivernicia il globo, e questo per noi è stata una fortuna, nel senso che lo sporco che si è accumulato dal 52 ad oggi è stato uno dei problemi principali su cui intervenire, però non si è dovuto togliere una riverniciatura se non in piccoli posti in cui l'Orlandini non l'aveva tolta con efficacia completa. Vediamo qui un esempio. Qui vediamo altri dettagli dei danni fatti dall'Orlandini, diciamo così, quindi la calotta sud è completamente rifatta, degli interventi sono molto diciamo approssimativi, quindi gesso direttamente sopra colla vinilica, e nel tempo chiaramente si sono ossidati anche i piccoli chiodini. Qui come ultima immagine faccio vedere cosa significa una lacuna fatta in maniera non conservativa. A parte l'aspetto estetico, anche a livello di conservazione, appunto, se osserviamo le lacune di Orlandini con i raggi ultravioletti, vediamo che il materiale si è nell'arco di 70 anni grandemente ossidato. Di tutto il restauro poi lasceremo la parola a Letizia Satt. Grazie. Devo venire lì. Allora ci cambiamo. No, questo non è il suo, forse mi sono sbagliata. Ok. Allora, invito adesso a parlare Daria Perocco, professoressa di letteratura italiana a Ca' Foscari e studiosa in particolare della letteratura di viaggio, che ci darà una prospettiva inusuale su alcuni aspetti di Coronelli che non vengono particolarmente messi in evidenza, ma che ci sono sembrati molto interessanti e da approfondire. Grazie. Grazie. Allora, molto vicino, va bene così? E intanto grazie mille, è un vero piacere essere qui, sono molto felice di essere qua. Mi scuso per questa situazione di voce che purtroppo è capitata. Non possiamo, non si può calcolare col Padre Eterno a dirgli fammi venire il mal di gola il tale giorno e non l'altro. Parliamo di un oggetto secondo me fantastico, e questo oggetto capite bene che era stato ordinato da quel grandissimo numero di patrizi veneziani, perché era, oltre che avere una valenza pratica, aveva anche una valenza estremamente decorativa. Era un bellissimo oggetto anche da mettersi in casa. E non voglio assolutamente parlare dell'abilità cartografica che è stata studiata già a lungo del nostro Coronelli, ma del piacere che lui sembra avere nel riempire tutto quello che la geografia non gli fa riempire, la bellezza ed aumentare quasi la bellezza delle sue carte con particolari storici scritti, vedremo quanti brani scritti ci sono, e illustrativi dei più vari generi. È stato appena detto che il globo era formato da 48 carte divise in 12 fusi, e che Coronelli pensò di metterne in vendita una serie di fogli incisi su rame da incollare su sfera, facendone un libro poi anche che uscì a Venezia con il titolo del Libro dei globi di misure differenti, e che ottenne anche quello un gran successo di pubblico.
Coronelli era un epitomatore, un poligrafo enciclopedico, un compilatore informato, ma soprattutto era capace di far riassumere e rielaborare il sapere contemporaneo tramite una una fitta rete di agenti, copisti e redattori. Faccio una piccolissima citazione. L'esito di questa onnivora accumulazione di dati scientifici e tecnici, supportata da un profluvio di immagini, ricavate rielaborandole dalle fonti più varie o eseguite talvolta appositamente, non poteva che essere quindi il più diversificato possibile sotto ogni aspetto. Quindi troviamo di tutto, tradotto in termini molto terra-terra. L'esperienza dei globi parigini, come è stato detto, è certo fondamentale. I testi che lui aveva dovuto leggere e dovevano essere tutti compresi dal Re Sole ci sono e restano, ma questo non toglie che noi non ci soffermiamo invece sugli elementi di originalità che verranno fuori dai globi veneziani. Ma bisogna far parlare l'immagine e sappiamo che il globo, eccolo qui, sappiamo, naturalmente io ho perso il segno, che il globo è stato tutto inciso, l'ho appena detto Silvia, ai frari, con l'eccezione della targa di dedica alla Repubblica, che è questa e questa, va bene, e al doge Francesco Morosini, che fu eseguita fuori. Questa targa di dedica non è stata eseguita dentro ai frari, ma fuori dai frari, da Philipp, è stato nominato anche lui, eccolo qui, Philipp Andreas Kilian di Augsburg. Questo signore è noto per aver riprodotto numerosi dipinti della Galleria di Dresda e aver inciso anche per editori, in particolare illustrazioni bibliche. Se andate ad Augsburg, Augusta in italiano, al Maximilian Museum c'è tutta una serie di stanze di sue incisioni, è un orgoglio un po' della città. Nel globo veneziano, prima cosa importante, c'è il ritratto del nostro Coronelli. Per tornare indietro, eccolo lì, che voi vedete in basso, va bene, ritratto che lui certo a Parigi non avrebbe potuto mettere. Intanto Coronelli, orgogliosissimo della sua venezianità, si mette subito lì. Ma pensiamo al nostro globo che presenta un continuo dialogo tra il disegno delle carte e tutto un corredo di informazioni a contorno fornite da testi, note, cartigli, immagini, rimandi a fonti. Qui, eccolo qua. Vedete che questo lui scrive, va bene, delle cose che gli interessano, dà delle spiegazioni. Questa per esempio poi la ritroveremo, riguarda la California, e vedete che le decora in questa maniera molto elegante. Se passiamo a guardare il globo, la prima cosa che colpisce è che dove ci sono conoscenze geografiche approfondite non ci sono illustrazioni, perché lo spazio è occupato completamente dai nomi. Faccio un esempio, andiamo avanti molto con gli esempi, questo e questo. Vedete qui, questa è quello di prima, era l'Europa più orientale, eccola qua, questa è la Spagna, e qui invece ho preso la parte del fuso dove compare anche l'Italia. Vedete che assolutamente non ci sono immagini, ma perché? Perché tutto lo spazio è preso dai nomi. Un'altra cosa importante è che dobbiamo guardare, guardando le figure, è la proporzione che il nostro mette.
Vedete parte della dedica nella parte bassa, mentre nella parte alta abbiamo una narrazione che per Coronelli era particolarmente importante e delle figure e degli elementi botanici che non rispettano assolutamente le proporzioni. Vicino a questi 3 alberi c'è un animale che fugge, va bene, che ovviamente non può essere in proporzione con gli alberi. Se è vero che però in generale può dare l'impressione di una serie di disegni e grafici con il fine di riempire tutto, una specie di horror vacui coronelliano, va anche però lasciato, tenuto presente che lui lascia anche delle parti bianche quando non ha elementi per riempire. Vedi per esempio il caso della Nuova Zelanda, eccola qui, che era stata scoperta relativamente da poco e in cui però il nostro Coronelli non sa che cosa mettere, va bene, perché non sa assolutamente che cosa c'è, e riempie la parte bassa soltanto con una stella dei venti olandese. La Nuova Zelanda è stata scoperta dagli olandesi. E abbiamo avuto, se noi guardiamo al passato, dei testi di viaggio che erano essenzialmente testi senza o con poche illustrazioni. Mi piace ricordare una frase di Giorgio Raimondo Cardona che dice: molte delle relazioni dei viaggi, soprattutto le più antiche, non sono che dei portolani rivestiti di carne e polpe. E invece qui abbiamo moltissime illustrazioni, talvolta simboliche, che non riescono a rinunciare ad illustrazioni pratiche anche, che cercano di imitare il reale. Sarà difficile avere deduzioni certe, ma cerchiamo di vedere come le relazioni sui luoghi esotici si riflettano sul globo e come Coronelli usi le informazioni che ha ricevuto dalla letteratura di viaggio per inserirle nel suo globo veneziano. Teniamo conto che parliamo di un uomo colto che preferiva la quantità delle conoscenze all'approfondimento, ma che come religioso aveva una possibilità di lettura di testi anche espressi da altri ordini religiosi. Conosce sicuramente le relazioni dei Gesuiti e per esempio che sono guardiamo le relazioni che sono nelle mani di Daniello Bartoli, a cui vengono date perché scriva, va bene, la storia della Compagnia di Gesù. E Daniello Bartoli però scrive anche una geografia trasportata al morale, che è dedicata al signor Doge Alvise Contarini, Venezia, pubblicato appunto da Niccolò Pezzana 1666. I luoghi della geografia sono molto precisi e descritti su fonti che l'autore riteneva scientificamente affidabili. Le sue conoscenze dei testi di viaggio, per le descrizioni puntuali e precise che fa, derivano dalla lettura delle lettere che i gesuiti missionari erano obbligati ad inviare alla casa madre di Roma. L'utilizzo e la ripresa accurata gli servono per la storia della Compagnia di Gesù e gli vengono queste lettere con le descrizioni gli vengono date e lui è obbligato ad usarle. Quindi ha in mano tutte le conoscenze più recenti che i gesuiti e i missionari in giro per il mondo hanno. Mentre nel testo in cui lui utilizza i dati geografici per un fine, lui dice morale, definisce la geografia come la realtà del presente, che la storia insegna a leggere e interpretare con l'esperienza del passato. Le due, storia e geografia, sono giustificate ed esaltate nella loro essenza dalla presenza della morale. Se la storia gli è commissionata dai generali dell'ordine, la geografia nasce dalla sua curiosità per i singoli viaggi e i paesi nuovi che si possono raggiungere.
Sappiamo che, per esempio, Coronelli, l'ho detto prima, usa i gesuiti assolutamente per le fonti del Nilo, ma molto probabilmente le userà anche per l'Asia. Ecco, guardate questa situazione e vedete che non appena Coronelli ha un po' più di possibilità di inserire particolari, comincia a inserire cose che normalmente non si mettevano. Qui siamo nel famoso Katai diciamo di antica memoria, e qui, eccolo qui, un particolare, vedete che mette le tende in cui sono abituati, ma forse c'è la freccia, c'è la freccetta, scusate, le tende in cui lui pensa abitassero gli abitanti, e riempie di alberetti che non riusciamo a definire esattamente così da un punto di vista botanico, ma che gli servono molto, così. Scusate, poi avevo messo, ecco, questo è invece la Tartaria o Tartaria, perché viene pronunciata nelle due maniere, va bene, che è presente questa che voi vedete diciamo a sinistra, questa in grande, è così nel globo, non nel globo, ma nella stampa, insomma, prima che venga applicata al globo, mentre guardate com'è colorata nel globo, che poi potete ammirare qui. Come vedete, il problema appunto del colore è un problema di cui ci parlerà poi la restauratrice. Dunque, cosa? Poco tempo. Allora vado avanti più veloce. Fonti del Nilo. Chi erano gli autori che Coronelli poteva aver letto? Vi do 2 o 3 nomi. Un po' di gesuiti, un po' di suoi compagni, diciamo così, come si chiamano, francescani e soprattutto conventuali, e forse Matteo Ricci per la Cina. Va bene? Cose che lui ama molto. Andiamo un po' a vederlo con le illustrazioni. Che cos'è che ama l'uomo? L'uomo aveva fatto i globi per il re francese. Beh, qui può metterci dentro chi vuole, e chi mette dentro lui da orgoglioso veneziano, non è nato a Venezia, ma insomma è nato a Venezia, sì, non è nato a Modena, ecco, si è formato fuori Venezia. Va bene, comunque era orgogliosissimo della sua venezianità e mette dentro Marco Polo, inserisce Marco Polo, e come vedete, allora non leggo tutto il cartiglio, ma quel cartiglio parla appunto di Marco Polo, e non solo quello, ne parla anche eccolo qui, ne aveva parlato anche nella parte alta qui, va bene, quando sta parlando della Nuova Olanda. La Nuova Olanda è l'Australia, va bene, e si dice che nel libro di Marco Polo c'è che si parla di questo, e poi invece è stato appurato che era un errore di trascrizione di una versione particolare voi sapete che il libro di Marco Polo non c'è arrivato in originale, insomma, ecco. A Venezia, appunto, Coronelli ha cominciato una raccolta di immagini che si estende a quello che nelle terre poteva trovare, usi, costumi, eccetera. Ma oltre a Marco Polo, orgoglioso di Venezia, cita anche gli Zen qui, dicendo, va bene, che Zen, Patrizio Veneto, nel 1390 arriva dove gli altri paesi dell'America furono conosciuti, il prima che è fuori è nell'altro fascio. Arriva qui
e parla del Labrador, sicuro di questa leggenda, va bene, che vede gli Zen arrivati, virgolette, in America prima di Cristoforo Colombo. E vado avanti con le illustrazioni perché forse è più semplice che parliamo di questo. No, cosa ho fatto? Sì, qui siamo restando nella zona alta, il Canada, va bene, finisco? Sono già... Sì, ma ho cominciato ai 10, sono i 25. Sì, vabbè, allora un quarto d'ora, non 20 minuti. Ve le faccio vedere velocemente perché è troppo, secondo me sono troppo belle, va bene? Queste sono, lui ha una passione sviscerata per come si fa la pesca e la caccia, e qui è tutto entusiasta perché vede questi groenlandesi, va bene, che cacciano con una mano sola e mentre con l'altra tengono la barca. Ecco, e qui sta descrivendo le vacche marine e fa tutta una bellissima descrizione di come si comportano questi animali. Vabbè, come vedete la pesca è una pesca enorme, vabbè, compreso il fatto che lui mette dentro degli animali un po' stranissimi. Sì, forse è un pesce spada, ma per essere un pesce spada è un pesce spada troppo grazie a Sant'Antonio, insomma, diremmo, come grandezza. E difatti lui dice balene e mostri. Ecco, lo stesso qui abbiamo altre balene e mostri. Qui vedete come questi pesci che lui ama molto vengono trascinati poi, questa dovrebbe essere una balena che però è più grande di 2 navi messe insieme, ma ecco, così. L'altra cosa che lui ama enormemente sono le barche, navi, galee, di qualunque tipo, che queste sono vicino al passaggio di Magellano. Va bene, queste sono verso la Cina e il Giappone, vabbè, e probabilmente ha queste descrizioni da Matteo Ricci, vabbè, e qui ci sono tutt'altri tipi di navi e queste invece in alto molto probabilmente lui le ha da Antonio Pigafetta, che è il primo che fa la circumnavigazione del globo insieme a Magellano, e Pigafetta riesce a ritornare mentre Magellano no, viene mangiato dagli indigeni. Altre navi bellissime, e queste parlano anche di un passaggio dal Siam e stanno finendo, va bene. Qui però c'è un particolare che vi devo far vedere perché è bellissimo. Questi sono i famosi patagoni, descritti sempre da Pigafetta, che sono dei giganti che però vengono chiamati patagoni, cioè ciabattoni, perché hanno queste scarpe che sembrano delle pappucce, definizione di Pigafetta. E allora c'è la lotta tra i giganti e i poveri uomini, virgolette normali. Questo è... Finisco con questa, come vedete, lui scrive un'enormità di testi, e questo è un testo che per lui è particolarmente importante. Parla del Trattato di Tordesillas, cioè il trattato che poi aveva diviso alla fine del 400, aveva, secondo la volontà di Papa Alessandro VI, aveva diviso il mondo in 2 parti, uno sotto la dominazione spagnola, l'altro portoghese, vabbè. E questo trattato, lui per spiegarlo meglio fa tutta questa illustrazione, ma sotto è tutto scritto. Non importa che mentre Coronelli vive, il trattato di Tordesillas è stato ampiamente superato, perché sono state scoperte un altro mare, un altro sacco di terre nuove. Va bene? E questo volevo solo farvi vedere quanto lui scrive, appunto, anche, ma poi per finire avevo messo quello che un uomo del 600 un uomo del 600 non riesce a rinunciare, cioè un qualche cosa di fantasioso, fantastico, come si può dire, decorativo.
va bene, con queste specie di angioletti sirene che tengono un grande corno, non si sa se di elefanti o altro. Gli elefanti ce ne sono e ce n'erano tanti, ma non ve li ho fatti vedere, e forse ve li farà vedere nella sorpresa che vi dirà alla fine Silvia. Grazie. Mille grazie Daria, una relazione interessantissima. Io penso che potremmo fare anche 10 minuti. Allora facciamo subito il cambio. Sì. Allora facciamo subito iniziare Letizia Satto, restauratrice di Vicenza, che con abnegazione e grandissima professionalità ha condotto il restauro insieme a un'equipe già ricordata da Susan Stier, Valeria Pretto, Giulia Barbero e Laura Riato. Grazie Silvia, grazie per l'opportunità di essere qui questa sera. Buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare il dottor Stefano Trovato, direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, Venice Imperial Fund, per aver finanziato l'intervento di restauro, in particolar modo la dottoressa Stia, la dottoressa Pugliese come direttrice dei lavori e come continua collaborazione durante tutta la fase di intervento. E non possono mancare le mie collaboratrici in tutta la fase dell'intervento, Laura Riato, Giulia Barbero e Valeria Pretto. Iniziamo subito dallo stato conservativo in cui versava il globo. Possiamo andare avanti? D'accordo. Va bene. Allora, sicuramente c'erano... il globo presentava numerose problematiche a livello cromatico, quindi discromie della superficie dovute sia al trattamento dell'Orlandini nel 1952 sia a deposito superficiale concrezionato sulla superficie. Vado abbastanza veloce perché so che c'è poco tempo, quindi vedete un particolare della calotta nord dove si può notare deposito superficiale concrezionato, mentre questo è un particolare dell'emisfero meridionale dove si denotano queste macchie bruno-rossastre e gli interventi dell'Orlandini che ha ricostruito parte appunto delle rappresentazioni del globo. Qui possiamo vedere numerosissimi degradi a livello sia strutturale, appunto dello strato di gesso, lo strato di carta, e sollevamenti, fessurazioni, numerosissime macchie e soprattutto consistente deposito e stesure di colla di resina sintetica stese appunto nell'ultimo intervento di restauro. In questo caso vediamo appunto le ricostruzioni dell'Orlandini e qui degli esempi di colla vinilica che è stata stesa soprattutto lungo le giunture dei vari fusi. Questo è il piedistallo che presentava una superficie molto disomogenea, fori da insetto xilofago, fessurazioni. E questo è il circolo, l'anello dell'orizzonte, anche qui la carta che è stampata era praticamente illeggibile perché c'era moltissimo deposito superficiale fissato alla superficie probabilmente da stesure dello stesso Orlandini. Erano presenti anche qui numerosissimi sollevamenti, ricostruzioni e fessurazioni. L'intervento di restauro quindi è stato eseguito qui nel vestibolo Marciano in modalità di cantiere aperto, quindi per far come fruizione da parte delle persone, e il primo trattamento effettuato proprio un anno fa è stato il trattamento anossico.
perché per appunto eliminare in qualsiasi forma possibile la presenza di un attacco xilofago all'interno sia del globo che della struttura lignea del piedistallo. Sono stati creati dei sacchi dove sono stati inseriti degli assorbitori di ossigeno per portare la presenza di ossigeno sotto il livello dello 0,1%. È stata eseguita poi la pulitura meccanica della superficie, quindi pulitura a secco con gomme, come potete vedere qui, penne in fibra di vetro per le parti metalliche, e si è utilizzato anche il bisturi per pulire tutti i chiodini che erano posizionati nelle principali città o paesi conosciuti. In queste foto vedete una porzione del globo pulito e una porzione appunto ancora da pulire, e anche l'anello dell'orizzonte è stato pulito a livello meccanico. Si è utilizzato poi il Dremel per assottigliare i restauri dell'Orlandini che sormontavano parte dell'originale del Coronelli. Sono stati eseguiti poi test preliminari, quindi osservazione del globo in luce ultravioletta per vedere sia le ripinture che la presenza di precedente vernice del Coronelli stesso. In questa foto si vedono appunto dei piccoli residui gialli, erano probabilmente i residui della vernice stessa del Coronelli, e in questo caso si potevano notare anche le differenti stesure di stuccature. È stato poi eseguito il test di pH e di conducibilità, pH che è risultato abbastanza acido della superficie, e poi sono stati eseguiti i test di pulitura, test che hanno preso in esame tantissimi tipi di solventi organici, il test di solubilità messo a punto dal chimico Cremonesi, quindi utilizzando solventi isottano ligroina, isottano acetone, isottano etanolo, delle miscele che vanno aumentando la polarità, e si è visto che qua ci sono appunto delle immagini di tutti i test che sono stati eseguiti. Non li descrivo tutti proprio per mancanza di tempo. Sono stati utilizzati numerosissimi gel, perché oltre ai solventi organici sono stati testati anche tutte soluzioni a base acquosa, soluzioni tampone, soluzioni chelante, emulsioni grasse con all'interno appunto soluzioni chelante, e fino ad arrivare a scegliere la pulitura adeguata per il globo. Vado avanti. La pulitura quindi è avvenuta con un gel ad alta viscosità, PVA borace, al cui è stato inserito all'interno una soluzione citrato allo 0,3%. Questo gel veniva applicato sulla superficie del globo per qualche minuto, dopodiché veniva rimosso e veniva pulita, risciacquata la zona con dell'acqua distillata. Anche in questo caso potete vedere l'applicazione di questo gel e la pulitura. È stato pulito completamente tutta la superficie del globo con questo gel in piccole porzioni. Anche le aree di ricostruzione dell'Orlandini sono state pulite, in questo caso si è utilizzato l'acetone perché era il solvente adeguato a livello di polarità, acetone in forma libera sulle zone ricostruite dell'Orlandini, mentre per tutte le aree in cui era stata stesa la resina vinilica, sempre nell'intervento di Orlandino, si è utilizzato l'acetone che è stato scelto di addensarlo in Clusel G al 5%. Sono stati testati anche altri tipi di addensanti, ma quello che funzionava maggiormente era proprio il Clusel.
Vedete in questa foto quando veniva applicato appunto l'acetone in forma addensata, la resina iniziava a rigonfiarsi, quell'alone biancastro proprio al rigonfiamento della resina per poi essere rimossa. Alcune zone di sporco molto tenace o di macchia sono state rimosse poi con un'emulsione di alcol benzilico in agar-agar al 5%. Le macchie bruno-rossastre molto tenaci che erano presenti soprattutto sull'emisfero australe sono state rimosse con una soluzione di citrato più concentrata, quindi al 2%, in gomma xantano Vanzan. Qui possiamo vedere delle fotografie della lavorazione, della fase della pulitura. Anche l'anello dell'orizzonte è stato pulito prima con una soluzione di acqua distillata in metilcellulosa, poi sempre con PVA borace, citrato. Si è intervenuti anche sulle parti metalliche che vanno a sostenere poi l'anello dei meridiani. Successivamente poi si è deciso di smontare gli interventi dell'Orlandini, quelli che a livello strutturale non potevano essere mantenuti, o quelli che non avevano la finitura in carta ma erano solamente in gesso che era stato poi o dipinto o disegnato dallo stesso Orlandini. Si è proceduto quindi a rimuoverli con il bisturi. In questo caso si vede chiaramente anche la tela sottostante, quella di cui parlava la dottoressa Pugliese. Anche in questo caso vedete quella è una ricostruzione dell'Orlandini che è stata smontata e si vede infatti nel livello del gesso appunto numerosissime fratture e parti deadese. Anche in questo caso il triangolo creato dall'Orlandini, vedete sulla sinistra, è stato rimosso, conservato da parte, per poi andare a ricostruire. Anche sull'anello dell'orizzonte si sono rimossi gli inserti creati dall'Orlandini. Successivamente poi sono stati consolidati i diversi strati, soprattutto lo strato di gesso, che era in alcune parti molto friabile. Sono state consolidate anche le parti della tela e riadese anche le parti di carta con il gesso sottostante. Sono state poi effettuate le stuccature con gesso di Bologna e colla di coniglio, proprio come aveva fatto lo stesso Coronelli. Anche le strutture lignee sono state ricostruite con del legno di balsa e con dell'araldite e poi si è intervenuti a ricreare la parte superficiale, quindi ricostruire il supporto cartaceo, quindi la finitura. È stata utilizzata una carta fatta a mano occidentale, Griffin Mill, però preventivamente è stato applicato uno strato di carta giapponese come strato di sacrificio, proprio come aveva fatto anche lo stesso Coronelli. Si è deciso di stampare la descrizione, appunto il fuso, parte dei fusi, riprendendo le immagini proprio dal libro dei globi creato dal Coronelli, in modo tale da ridare un'unità a livello visivo proprio ai fusi stessi. Anche sull'anello dell'orizzonte sono stati creati degli inserti in carta per dare un'unità al supporto cartaceo. Poi si è lavorato anche con la microcellulosa Solcafloc, la quale è stata inserita in un adesivo. Sono state stuccate le fessurazioni, i fori da tarlo, tutte le abrasioni presenti, perché c'erano numerosissime abrasioni dello strato di carta,
ed è stata utilizzata anche in un altro modo, per coprire le macchie che non sono state rimosse precedentemente con la fase di pulitura. Quindi si sono creati dei film di microcellulosa, nebulizzandola su un film di Melinex. Il film di Melinex poi è stato applicato sulla macchia attraverso l'adesivo Tilose, un etere di cellulosa. Ecco, vi faccio vedere il video che così è più intuitivo. Dopodiché veniva staccato il supporto di poliestere del Melinex e così rimaneva la microcellulosa applicata sulla macchia. Si toglievano le parti eccedenti con un tamponcino di cotone idrofilo e dopo venivano ritoccate per adeguarle cromaticamente. La penultima fase, diciamo, dell'intervento è stata proprio quella di ritocco pittorico sulle lacune, sugli strati di carta inseriti a chiusura delle lacune. E, sono stati utilizzati colori ad acquerello e pastelli. Anche qui vediamo le abrasioni che c'erano del supporto cartaceo sul volto del Coronelli. E tutte le stuccature sono state riprese cromaticamente, sempre con colori ad acquerello. Anche sull'anello dell'orizzonte è stata ricreata la struttura senza però ricreare le immagini presenti precedentemente. Alla fine si è esteso un protettivo su tutta la superficie del globo. Protettivo è stato scelto dopo numerosi test, è stata scelta la colla di storione al 5% in acqua distillata, nebulizzata con aerografo su tutta la superficie. Questo è il momento del grande odore. Sì. E ci sono le fotografie dopo l'intervento, alcune fotografie. Sì. Abbiamo finito, sì. Grazie. Siamo in terribile ritardo, quindi mi prendo la responsabilità di non spiegare le analisi diagnostiche condotte da Greg Nering e Olivier Bonero del Centro per lo Studio della Cultura Manoscritta di Amburgo, però ricordiamo che sul nostro sito internet, alla pagina degli eventi, sarà caricato il poster che spiega nel dettaglio tutte le analisi che hanno fatto. E il poster è visibile anche qui, però appunto chi vorrà vederlo, mi dispiace molto, ma siamo ormai più che fuori tempo massimo, si può dire, e vi invito a vedere quindi il poster sulle analisi, che è quello là, e poi ci possiamo avvicinare a questo tavolo in cui appunto c'è la sorpresa di cui si parlava, cioè una cartella ritrovata in maniera fortuita. La Marciana ci riserva sempre delle sorprese, anche nel 2025. Questa cartella contiene una 60ina di fusi sciolti di Coronelli che non erano mai stati catalogati in biblioteca perché considerati doppi ancora nei secoli passati, e la loro particolarità è il fatto che si presentano come sono usciti dal torchio di stampa, cioè immagini ancora intonsi, ancora i fori che servivano per fissare i fogli nella pressa, e una qualità di impressione, di incisione veramente notevole. Quindi direi che ringraziamo le nostre relatrici per la loro generosità e la loro disponibilità, ringraziamo il nostro pubblico e ricordiamo che l'intervento sarà registrato e visibile sul canale YouTube della biblioteca già da adesso. Grazie. Avete sforato il male,